Bella a tutti raga, qui è Miro ed eccoci qua in questo nuovo video sul post partita di Lecce-Cagliari finita con il risultato di 2-2. Allora, premetto col dire che la partita è stata di una bruttezza disumana, veramente. Orribile sotto ogni punto di vista, veramente brutta. Qualcosa di allucinante. Allora, partiamo col dire che penso che a livello di prestazione questa partita sia paragonabile a quella col Brescia. Scusate, ma mi si era un attimo sfarfallato il coso, perché è stata veramente brutta. Il Lecce ha dominato la partita. Se noi siamo riusciti a passare in vantaggio per 2-0 è stato soltanto merito di due episodi, di un calcio di rigore e di un qualcosa sbagliato da Lecce vicino alla propria area di rigore. Perché se no noi il gol non l'avremmo trovato mai nella vita. Veramente allucinante. Passiamo poi a quello che è diventata la partita, ovvero gli ultimi 10 minuti. Allora, per chi mi segue sul gruppo Telegram, sa che io ho praticamente bestemmiato tutta la partita contro Cacciatore. Tutta la cazzo di partita contro Cacciatore. È stato il peggiore in campo. Cacciatore è stato il peggiore in campo. Ha regalato una quantità di palloni allucinanti. Veramente allucinanti. E nonostante credo che Faragò non debba fare il terzino perché non è il suo ruolo, è comunque meglio di Cacciatore. Veramente il peggiore in campo. La cappellata finale, quella che ha fatto lui, sinceramente io gliela perdono, quella gliela buono, perché è normale, ti viene istintivo, mo non sappiamo per culo. Certo, se l'evitava de fallo è meglio, perché poi da lì è nato tutto, ok? Però sinceramente non mi sento di incazzarmi per quello, perché io al posto suo avrei fatto la stessa identica cosa. La stessa identica. Da una parte meglio che ha preso rosso perché almeno contro la Samp non gioca. Però, tralasciando questo, la Padula batte il rigore, gol. Olsen prende la palla, la rinvia, la Padula va sotto a Olsen ovviamente non è che sta lì con le mani in mano e da lì finiscono tutti e due a terra. Olsen si butta evidentemente per pararsi un po' il culo, la Padula si butta perché la manata l'ha ricevuta. Per carità, non mi metto contro la decisione dell'arbitro perché è la decisione più giusta che ci poteva essere. Olsen ha meritato l'espulsione, così come l'ha meritata Cacciatore, ma così come l'ha meritata la Padula. A me quello che non mi ha mandato giù è stato quello che ha fatto la Padula. Che ho fatto io. Sei stato tu a scatenare il tutto, quindi assumiti le tue responsabilità come se le ha assunte Olsen. Mi c'è rotto il culo. Per carità, siamo comunque riusciti a strappare un punto, cerchiamo di vedere il bicchiere mezzo pieno. Però, per come si era messa la partita, cioè, abbiamo visto che comunque il Lecce, nonostante avesse avuto per 90 minuti il pallino del gioco, non riusciva ad insaccare. Poi il rigore e il gol li sono riusciti a fare. Tabanelli si è mangiato una cosa allucinante. Dispiace perché se potevamo portare a casa 3 punti. Però sinceramente per come si era messa 9 contro 10 è veramente tanto de guadagnato. Veramente. Mi dispiace veramente tanto perché è ingiusto che nel finale di partita sia successo tutto quello. Sinceramente mi è dispiaciuto un po' vedere tutte quelle scenate. Olsen ha sbagliato, secondo me lì è stato Olsen a sbagliare, perché ok, ci sta che ti ci rode il culo che hai preso gol, però se tu reagisci passi dalla parte del torto. È normale che in piena partita, in piena zona Cesarini, tu subisci gol dopo quella, perché bisogna sottolinearla, la parata spettacolare che ha fatto nel primo tempo. È normale, invece capisco che a livello empatico, di emozioni,
tu te puoi incazzare, ci rode il culo e reagisci, però non doveva assolutamente farlo, perché così è passato dalla parte del torto e poi giustamente è stato espulso. Un finale di partita veramente brutto, come la partita intera d'altronde, perché è stata una partita veramente scabrosa, cioè, non mi è piaciuto il Cagliari, non mi è piaciuto per niente. Cicarini ha sbagliato pure lui qualche cosa. Però il peggiore in campo secondo me è Calciatore, proprio a mani basse. Anche Lico Giannis qualcosina l'ha sbagliata, che in fase propositiva magari qualcosa di buono la fa vedere, ma in fase di ripiego è un qualcosa di definì imbarazzante, è poco, è veramente poco. E niente, regà, il video finisce qui, non penso ci sia veramente qualcos'altro da dire, perché il finale di partita parla per tutti e 90 minuti. E niente, raga, ripeto, il video finisce qui, fatemi sapere voi qua sotto nei commenti cosa ne pensate, e detto questo noi ci becchiamo in un prossimo video. Bella!